Siamo con Serena Boldrin del Partito Democratico, sezione di San Donà di Piave. La dottoressa Boldrin è anche la responsabile delle politiche inerenti alla sanità e il sociale. Mi pare che soprattutto si occupi di un gruppo giovani che sta studiando politiche mirate. Vuoi raccontarci qualcosa? Allora, questa attività comincia proprio questa settimana, sabato 3 di dicembre alle ore 10 qui presso la nostra sede in Piazza Indipendenza San Donà di Piave, ed è in realtà un percorso che all'interno del partito, in particolar modo dei Giovani Democratici, era già stato pensato e progettato. È il primo tassello, se vogliamo, effettivamente pratico che decidiamo di mettere, insomma. Ma i giovani, secondo lei, in questo momento di antipolitica, lei stessa è una persona molto giovane, sono interessati, rispondono a questo tipo di proposte e di provocazioni? Sicuramente l'impegno e la partecipazione dei giovani al voto dei referendum di giugno ci fanno ben sperare, anche se vogliamo la partecipazione delle giovani donne al movimento di Se non ora quando il 13 febbraio del 2011 ci fa anche questo pensare che un minimo di interesse per la politica inteso come gestione della cosa pubblica ci sia. Siamo attivi e siamo partecipi di questa esperienza politica nella quale noi crediamo molto, che è ovviamente il Partito Democratico. Ovviamente non possiamo fare politica solo perché siamo giovani, perché sulla carta d'identità c'è scritto che abbiamo meno di 30 anni. Dobbiamo essere preparati, competenti, e quindi è necessaria formazione, che è quello che comunque facciamo. Lei prima mi accennava anche, in due parole che abbiamo scambiato, mi accennava anche un incontro con le associazioni degli stranieri. I giovani stranieri sono in realtà forti nel San Donatese. Quello che io ho potuto percepire è che le necessità che i giovani stranieri hanno non sono poi così diverse da quelle che hanno anche i giovani nati con cittadinanza italiana, nel senso che la mancanza di luoghi di aggregazione, che è poi effettivamente il grande problema attorno al quale tutti i giovani un po' si ritrovano, appunto accomuna sia gli stranieri che gli italiani, per esempio. Va bene. Ringraziamo Serena Boldrin del Partito Democratico, responsabile del gruppo Giovani, e con l'auspicio di sentirci un'altra volta, magari per parlare anche di scuola, visto che e politiche scolastiche, visto che ovviamente i giovani a questo sono molto interessati.